Caro Beppe, non c'è più tempo per le strategie, per il no inflessibile. Si apre così la lettera aperta a Grillo partita da Venezia al leader del Movimento 5 Stelle. A scriverla a titolo personale, ci tiene a dirlo, è stato il consigliere comunale grillino Gianluigi Placella, che siede soltanto da poco più di 2 mesi sugli scranni di Cafarsetti. La mia intenzione è stata proprio questa, di dire guarda che queste persone sono deluse e forse non ne sei al corrente, sono deluse del fatto che loro si aspettavano un'azione. Faccio parte di quelle persone che hanno votato il 5 Stelle pur senza fare parte della grande community informatica del movimento, di quei famosi cittadini che adesso mi fermano per strada, scrive Placella, sconcertati, perché da voi eletti si attendevano il cambiamento, non che stiate fermi ad aspettare gli errori degli altri. L'inerzia è peggio dell'errore. Sono delle persone che non frequentando il web non hanno voce. Io auspico che la strategia, l'idea di Beppe Grillo e quindi dei nostri rappresentanti sia quella di mettere in pratica nella maniera più concreta quelle aspettative che hanno fatto sì che tanta gente ci votasse e che quindi in una situazione di crisi generale che si aspettano che la cosa venga fatta al più presto possibile. Insomma, a Venezia c'è chi dissente in maniera costruttiva all'ultimatum dato a Bersani dal tandem grillino Crimi-Lombardi, o noi o noi. Noi non ci saremo con voi, sembrano dire i grillini di Venezia, parafrasando una famosa vecchia canzone.